the freestylers. Roughneck. Cause we dip on them keys. Oh gosh, freestylers mash up the place. We make the crowd jump up. So jump. We a roughneck with the lightning check. A roughneck, me come Rex. A roughneck. Primo passaggio con Riccardo Cervi, 32-18, è lui che detiene il primato della manifestazione. 2:18:46 dopo due vasche di gara. Zampese in seconda posizione, Izzo in terza. Izzo, lo abbiamo ricordato, ha vinto 3 ori ai giovanili, 50 stile, 102 rana per l'anno 98, è il più giovane fra gli atleti in questa prima serie, classe 98 anche Leonardo Lucato che nuota in corsia numero 3. Vediamo la situazione, Cervi, Izzo e Lucato a metà gara con un vantaggio di 92 centesimi di Cervi su Izzo, in terza posizione Leonardo Lucato con 1:08:65. Cervi ancora al comando, Izzo che non molla, Lucato in terza posizione, in quarta c'è Zampese, vicinissimo al podio, siamo alle 2 vasche finali di questi 200 rana, con un passo decisamente importante che ci può far benissimo pensare al primato della manifestazione. Intanto per i 200 farfalla femminili assoluti, Benedetta Taglia, corsia 2, Ludovica Lugli in 3, Elena Milani in 4, Martina Rampazzo in 5 e Ottavia Franceschini in sesta corsia. E siamo all'arrivo di questa gara, Cervi che allunga 2:17:86 davanti al 2:19:59 di Giovanni Izzo che chiude secondo davanti a Leonardo Lucato, 2:20:10. Lucato era stato bronzo ai giovanili del 2013 e campione italiano di categoria